Speranza e Libertadi. Buongiorno a tutti, dico subito che noi come gruppo giovanile, come Speranza di Libertadi, come giovani indipendentisti di Sardegna Nazione, ci siamo adoperati immediatamente in prima persona in questa campagna contro il nucleare. Ci siamo mobilitati per quanto riguarda il referendum, nella raccolta di firme, soprattutto nei settori di nostra competenza, quindi nella scuola e nell'università. Abbiamo avuto modo di parlare con i nostri coetanei e di sentire proprio la netta opposizione che c'è da parte anche delle nuove generazioni a questa ennesima imposizione, un'imposizione di carattere coloniale e soprattutto un'imposizione inutile. Un'imposizione inutile da parte di uno Stato che in questo modo ci vuole garantire non un futuro di prosperità e di lavoro per noi giovani, ma un futuro di morte e a questo punto anche per quanto ci riguarda di emigrazione, perché ci toccherà abbandonare la nostra terra. Per noi l'aspetto più importante è soprattutto il ricatto occupazionale, perché nel nucleare ci fanno credere che ci sia un futuro di lavoro e di benessere per noi giovani, quando invece così non è. Ci accorgiamo che i ragazzi, i nostri coetanei sono d'accordo con noi. Noi continueremo a propagandare il nostro pensiero, a mobilitarci in tutti i modi affinché il nucleare non possa in alcun modo arrivare in Sardegna, né con le centrali nucleari né con le scuole nucleari.